Cari telespettatori, siamo con Gino Ferraresso del Dipartimento Sociosanitario dello SPCGL del Veneto per parlare di non autosufficienza, ma in modo particolare di assistenza domiciliare, vero segretario? Sì, grazie. Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Cosa vuol dire? Non autosufficienza e cure domiciliari. Allora, noi come Sindacato di Pensionati CGIL del Veneto abbiamo elaborato in questi ultimi mesi, un documento che ha un po' analizzato la situazione del Veneto per questo tema che riguarda gli anziani non autosufficienti, 300.000 complessivamente, perché pensiamo che sia necessario in questo momento che siamo vicini alle elezioni regionali attivare un confronto con i candidati che si presenteranno alle elezioni, andare a vedere cosa non va per quanto riguarda la non autosufficienza e le proposte da farsi, come risolvere i problemi che sono tanti. Una parte di questi riguarda appunto le cure domiciliari. Per cure domiciliari noi intendiamo tutte quelle cose che vengono fatte a domicilio, a casa, e quindi stiamo parlando di servizio assistenza da parte del comune, dell'ADI da parte dell'USL, i caregiver, che sono le persone i familiari che assistono le persone a casa, delle badanti, assistenti familiari che anche loro assistono le persone a casa. Parliamo anche del co-housing, che è anche questa una cosa innovativa che dovremmo affrontare con delle proposte, chiedendo ai comuni di mettere a disposizione patrimonio e risorse, non solo i comuni, anche la regione. Parliamo di impegnativa di cura domiciliare, insomma parliamo un po' di tutti gli interventi che comune, regione e USL fanno attualmente, che a nostro giudizio sono insufficienti sotto l'aspetto quantitativo e anche qualitativo. Chiaro. Tutto questo potrà effettivamente attuarsi concretamente, perché in realtà se parliamo di servizi di assistenza domiciliare solo l'1,3% lo riceve, l'ADI solo il 3,2%, sono numeri un po' bassini. Sono numeri bassini e una delle cose che noi intendiamo fare è chiedere conto a chi si candida e anche dire: guardate che però per fare queste cose sono necessarie più risorse. Dove andiamo a trovarle queste risorse? Punto interrogativo. Noi abbiamo qualche idea in testa. Avete qualche spunto. Benissimo Gino Ferraresso, la ringrazio. Naturalmente questo è un capitolo, ne affronteremo altri perché ci sono si sviluppa in tanti ambiti quella che può essere la domiciliarità, con le criticità e le opportunità che devono essere sviluppate. Buon proseguimento, a presto.